Roar, come diventare un leone. Il Castoro Edizioni. Non è facile ottenere il diploma da leone. Io lo so, ho fatto il corso. Il mio maestro era un professionista. Ci sono 7 passi nel percorso per diventare un leone, ma prima dobbiamo fare un po' di esercizio. Abbiamo fatto il leone a testa in su, il leone a 4 zampe, il leone a testa in giù, il leone rotolante, il leone volante e poi abbiamo agitato la criniera. Passo 1. Sembrare feroci. Guarda a me, Mi ha detto il leone. bisogna tirare fuori gli artigli, mostrare le zanne e spalancare le fauci. Io ho sfoderato le 3 mosse più spaventose che conosco. Il leone non si è impressionato. Passo 2. Il ruggito. È facile, fai un bel respiro e ruggisci più forte che puoi nel microfono. Ho fatto un bel respiro e ho ruggito più forte che potevo. C'è da lavorarci. Passo 3. Scegliere cosa mangiare. Il leone mi ha fatto vedere il menù. Non c'è niente fuori menù? Gli ho chiesto. Tipo, non so, degli spaghetti? Noi non mangiamo spaghetti. Passo 4. I movimenti furtivi. Ci siamo intrufolati nel bosco cercando di essere invisibile. Ci siamo nascosti fra i cespugli. Ti vedo la coda. Ci siamo nascosti dietro agli alberi. Ti vedo la coda, si vede ancora. Passo 5. La corsa. Lo vedi quell'albero? Io mi sono guardato intorno. Questo alberello qui? No, quello grande, lassù. Sulla collina, là, più lontano. Ci vediamo lì, tra 5 minuti. Ci ho messo un'ora. Devi andare in palestra. Passo 6. Il balzo. Questo è facile. Prendi la rincorsa e poi salta addosso a quella signora. Ma si spaventerà a morte. Beh, l'idea è quella. Così ho preso la rincorsa e ho fatto un bel balzo. Ma che vicetto carino! Ti sei perso? Miau, le ho risposto. Il leone ha dato uno sguardo ai miei voti. Non sembrano molto promettenti. Passo 7. Fare la guardia agli amici. Ho avvistato subito un micetto. E questo, amico o nemico? Facile, ho risposto. Amico. E il cane? Mi sono lanciato in un ruggito feroce. Ho tirato fuori gli artigli, mostrato le zanne, portato le zampe a terra, agitato la criniera e poi ho iniziato a correre più veloce che potevo e ho fatto un bel balzo, proprio proprio come un leone. Bravo! Mi ha detto il leone. Ed è così che ho ottenuto il mio diploma. Ne sono molto fiero. Ma ora i amici del quartiere non mi lasciano più in pace.